Ed ora subito la linea al professor Andrea Rognoni. Grazie Giulio Cesare, buona Padania a tutti, buona Benacchia e buona Italia. Oggi parliamo soprattutto di scienza perché sono ricorsi il 6 marzo i 150 anni dalla invenzione della tavola periodica di Mendeleev, che è alla base della chimica contemporanea. 150 anni in cui tra l'altro la tavola periodica si è ampliata grazie a un'intuizione geniale dello stesso Mendeleev, che aveva capito che si prestava la sua grande creazione ad una successiva rimasticazione, che è tipico poi un po' di tutte le scienze, a maggior ragione della chimica. Ma parliamo anche del nuovo dibattito che si è creato per un manifesto firmato da 1000 uomini di scienza contro Darwin. Questa volta non è in ballo una questione religiosa, che era tipica degli anni zero, anche se ci sono delle fonti giornalistiche che continuano a cementarsi con questa idea del darwinismo odiato dalla religione, ma non è così. Anzi, ci sono degli scienziati che con la religione non c'entrano niente, che sono quanto di più ateo ci sia, che stanno stroncando il darwinismo. Ma questa era l'altra questione. Prima però due accenni di obituario, perché è morto un grande uomo di spettacolo come Pino Caruso, siciliano, e è andato a miglior vita passato a miglior vita anche Giovanni Piana, che è stato un grandissimo filosofo padano, fenomenologo. Dovrei citare anche Tullio Gregori, che era anche più famoso romano per le sue storie della filosofia, che sono diventate molto note negli anni 70-80. Mentre Gregori era, a mio giudizio, più un rimasticatore, Piana, di grandissimo livello si intende bene, Piana era un filosofo diciamo di approccio diretto con la materia, e di grande spessore, come ha sottolineato Roberto Casati, filosofo della scienza, Brianzolo. Diciamo Piana era di grande spessore perché la sua filosofia era molto attenta alla dimensione estetica. Non è un discorso facilissimo, mi rendo conto, però la cosiddetta fenomenologia, quella che si rifà a Husserl, la filosofia tedesca degli anni 30, quindi anche in parte a Heidegger, si basa su una dimensione estetica. Ecco perché appunto anche Arte Nord ha molto seguito negli anni l'evoluzione del pensiero di Piana. Non è un concetto difficile. Se io approccio la realtà a livello fenomenico, come fenomeno, non posso dimenticare che la prima sentenza di conoscenza della realtà è di tipo estetico, non è di tipo metafisico e non è di tipo morale. Ecco perché lui, il Piana, questo singolare filosofo che ha insegnato all'Università degli Studi di Milano tra gli anni 70 e 90, era però di origine piemontese, Casale Monferrato, ecco, scrisse dei libri anche sulla filosofia del suono e del colore, che erano secondo lui assolutamente prioritari per capire la realtà, ma tutta la realtà, non solo l'arte e la musica. Suono e colore sono i due elementi diciamo così, auricolari e visivi, che ci permettono di cogliere il senso ultimo dei fenomeni. Adesso il discorso sarebbe poi ovviamente troppo lungo e inadeguato, diciamo così, a una trasmissione radiofonica che cerca di dare una carrellata su tutto. Tra l'altro la singolarità del personaggio, come sottolinea Roberto Casati sulla Domenica del Sole, era data dal fatto che lui volle, andando in pensione alla fine degli anni 90, volle abbandonare completamente l'agone diciamo così di visibilità culturale, rifugiandosi in un buon ritiro in Calabria. Il personaggio venne poi chiamato diverse volte a parlare dei suoi libri, ma preferì appunto stare così in disparte,
Ma questo è un ulteriore segnale, secondo me, della sua grandissima profondità. Bisogna andare a rileggere i libri di Piana per capire come l'intreccio profondo fra arte, musica e filosofia sia tutto da riscrivere da capo. L'altro personaggio era Pino Caruso. Personalmente avevo un'altissima opinione di Pino Caruso. Pino Caruso è stato il più grande showman, volgarmente raccontatore di barzellette, perché poi tutti ci sono passati, anche Gino Bramieri al Nord è diventato un raccontatore di barzellette perché quel tipo di televisione degli anni '80 voleva così. Però Pino Caruso era un grandissimo attore, è stato un grandissimo attore anche di cinema oltre che di teatro. Ha presentato anche alcune trasmissioni ed era cresciuto in quella stessa Palermo di due straordinari personaggi come Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Quella Sicilia è una Sicilia che sapeva anche di autonomia, di indipendenza e di grande orgoglio identitario, partendo magari dal Teatro dei Pupi o partendo da una rimeditazione che nel caso di Pino Caruso, lo ricorderete in primissima fila appunto negli anni '80, ancora negli anni '90, poi progressivamente si è ritirato, è morto 84 anni, ma Pino Caruso è sempre stato attento agli intrecci tra sicilianità e italianità, con una capacità di cogliere quelli che sono il retroscena delle questioni e delle cose, l'arguzia, la profondità, l'autentica comicità che non nasceva mai da qualcosa di casuale, faceva di Pino Caruso un personaggio di primissimo livello, di altissimo livello, quali pochi altri poi in Sicilia o altrove ci sono stati. Paradossalmente quella televisione, che era anche la televisione dell'ultima Rai e della prima Mediaset, era ricca di approcci e di gusti che non offendevano l'identità dei vari popoli che compongono l'Italia, e quindi sotto questo punto di vista anche Pino Caruso ha dovuto cedere il passo, arrivato su 70 anni, a un tipo di televisione e un tipo di spettacolo che a lui non piacevano più, di ispirazione mondialista, globalista e quant'altro. Caruso sapeva realmente far ridere e aveva colto nel rapporto fra pubblico e attore il senso supremo dell'ironia, che non è facile perché scade spesso in battute volgari o qualcosa di questo genere. E pochi sono alla sua altezza tra i giovani oggi che sappiano portare avanti quel messaggio che lui ha dato a tutti, di una sicilianità fiera della propria identità e colloquiante col resto d'Italia e col resto d'Europa. Vi dicevo la tavola periodica. La tavola periodica, lo diceva Primo Levi, che è stato un grandissimo scrittore, l'autore, per intenderci, di Se questo è un uomo e la tregua, di Torino, come tutti sanno appunto grande protagonista della Shoah, nel senso appunto di denuncia della situazione, e poi successivamente suicida nel 1987. Ma Primo Levi diceva: questa tavola è piena di poesia. Lui era un chimico, Levi, prima che letterato, e tutte le sue osservazioni sulla tavola periodica, che poi costituirono anche un libro che scrisse, erano azzeccate, perché Mendeleev era un vero artista della chimica e aveva capito che la prima legge di una scienza che non sia più legata a degli stereotipi classici doveva essere quella di un elenco circostanziato degli elementi che costituivano il fronte alchemico della realtà. Elementi che lui annotò e classificò nella famosissima tavola periodica, che poi è la tavola forse più famosa di tutta la scienza umana e di tutti i tempi, attraverso il peso atomico di ogni elemento. Vi dicevo, la profondità del soggetto sta nel fatto che egli aveva colto la necessità di
aumentare progressivamente col tempo, attraverso la scoperta di nuovi elementi, il senso ultimo della sua tavola. Cioè non era così cieco questo grandissimo russo di San Pietroburgo, che insegnò all'Università di San Pietroburgo e 150 anni fa produsse la tavola, non era così cieco da non capire che la scienza è un work in progress, non termina mai. E il giovane fisico inglese Henry Moseley, negli anni 10 del secolo scorso, colse il fatto che il vero parametro da cui dipendevano le proprietà degli elementi non era il loro peso atomico, bensì la carica elettrica dei nuclei. Questo fatto però, certo, è legato al progresso della stessa chimica, no? Pensate che la chimica è una scienza nata dall'alchimia durante il Rinascimento e sganciatasi progressivamente da ipoteche un po' troppo esoteriche, per abbordare tematiche e questioni tipicamente fisiche come quelle elettroniche e elettriche. Cioè la differenza fra l'elettricità di Moseley nel trattare la tavola e l'atomicità, il peso atomico di Mendeleev, è la differenza che c'è fra una chimica aperta al resto delle scienze tipica del Novecento e quella chimica che era tipicamente ottocentesca. Ora quindi la carica elettrica nella tavola attuale viene espressa, che poi è quella ancora di Moseley, è espressa dal numero atomico, cioè dal numero di protoni, di particelle scoperte da Ernesto Rutherford nel 1919, quindi esattamente 100 anni fa. Ecco, il protone, la particella elementare. Adesso forse qualcuno di voi, ma sto ascoltando forse la programma sbagliato. No, l'ho detto tante volte. Lo so che può apparire scandaloso a qualcuno. La scienza per me è un'arte. La scienza è un'arte, non contesto il valore della scienza riducendola ad arte, ma ritengo che la mente umana sia più artistica che scientifica, e anche quando fa delle grandi scoperte scientifiche sta facendo un atto di creazione. Il primo che approcciò in questa maniera la scienza fu un certo Luigi Pareison, e scusatemi tanto, che è stato un piemontese di origine provenzale straordinario, che appunto ha rivoluzionato la filosofia della scienza. Allora, sono 100 anni dal protone, cioè dalla scoperta della particella elementare della materia sia fisica che elettronica, e a questo punto la nascita del protone favorì l'approccio alla tavola di Mendeleev in chiave non più strettamente atomica. Poi naturalmente vennero trovati degli elementi nuovi, È un po' come l'astronomia, L'astronomia ci dice, ecco, abbiamo scoperto un nuovo pianeta, un nuovo asteroide, un nuovo transplutoniano. È affascinante questo discorso, perché è tutto in progress. Quindi, per esempio, se andiamo dal 63 erano gli elementi chimici scoperti da Mendeleev, 118 quelli che appartengono alla nuova tavola periodica, che in onore del fisico russo, un altro russo, Oganessian, uno dei pochissimi a cui sia stato dedicato addirittura il nome di un elemento. Ora, io mi rendo conto che entrare nello specifico è molto rischioso per uno che non ha una laurea in chimica. Naturalmente quello che a noi interessa di questa celebrazione dei 150 anni è il fatto che comunque la tavola appare sempre più aperta per tantissimi motivi, come aveva profetizzato lo stesso Mendeleev, e quindi il successo della tavola sta proprio in questo fatto che la tavola è eterna e quindi non è più ancorata a quegli elementi, quei 63 elementi che aveva scoperto il povero, vi spiego perché, Mendeleev, perché non aveva a disposizione quegli strumenti che ha avuto a disposizione la chimica, ma anche più in generale la fisica e l'elettronica, l'elettrotecnica, inteso in senso scientifico più che tecnico, del Novecento. Ma tutto questo induce a credere appunto che 150 anni non siano passati in vano,
perché appunto la possibilità, soprattutto nelle ricadute biochimiche di tutto il discorso, quindi la medicina e quant'altro, fanno leva ancora una volta sul riconoscimento di base della tavola. Cioè senza la tavola, sia bene chiaro, non è possibile andare avanti in nessuno dei rivoli di questa scienza che appunto è la chimica. Certo, alla base la società chimica russa, perché la società chimica russa fu quella, soprattutto a San Pietroburgo, più che a Mosca, che riuscì a interpretare, diciamo, soprattutto a livello filosofico, il senso ultimo della chimica moderna, una chimica che si sganciava dall'alchimia e perdeva connotati oramai inutili, ciarpame inutili, per avviarsi ad un colloquio più profondo e franco rispetto a tutte le altre scienze possibili e immaginabili. La chimica in fondo è un po' l'ossatura di base della realtà organica e inorganica, e quindi ci aspetteremo sicuramente nel corso del nuovo millennio delle scoperte che però non potranno mai prescindere dalla tavola periodica. Se passiamo invece a Darwin, come sottolinea Fabrizio Cannone sulla Verità di qualche giorno fa, questo appello mi sembra molto importante. 1000 scienziati di tutto il mondo hanno firmato un appello contro il darwinismo. Tra l'altro ricorrono 210 anni dalla nascita del famoso biologo inglese. Qual è il refrain, il cavallo di battaglia di tutti questi scienziati? La selezione naturale non spiega la complessità della vita. Rimangono invece supposizioni darwiniste dure e pure Telmo Pievani e Pier Giorgio Odifreddi, studiosi che molto spesso sono chiamati a parlare o a scrivere dalla Repubblica e dalla televisione in vari canali e in varie forme. Attenzione, qui c'è un arroccarsi, secondo me, non solo della scienza in senso lato, ma proprio della divulgazione scientifica, e naturalmente non voglio citare i divulgatori più noti anche a livello televisivo perché li conoscete, su posizioni darwiniste dure e pure, che non hanno più senso, ma attenzione, siccome poi 15 anni fa dedicammo una trasmissione specifica, qui non si tratta più, ecco la novità fondamentale del discorso, si tratta più di contrapporre al darwinismo il creazionismo. Cioè non si combatte Darwin più con il piglio religioso e spirituale, come ancora vogliono far credere, e lo riscrive anche Cannone sulla Verità, la Repubblica, le scienze, Focus e compagnia bella, che continuano a far credere che gli avversari del darwinismo siano i cristiani. Ma non è così, non è affatto così. Cioè, oramai c'è un largo fronte di tutto il mondo, cito anche Marcos Nogueira Eberlin, membro dell'Accademia delle Scienze del Brasile, che ha dichiarato: come biochimico sono divenuto scettico sul darwinismo quando mi sono confrontato all'estrema complessità del codice genetico, alle sue numerose intelligentissime strategie messe in atto per codificare, decodificare e proteggere le informazioni. Quindi in pratica mi rendo conto che è sempre difficile parlare di scienza in senso tecnico in una radio, però l'evoluzionismo purtroppo non è più né verificabile né falsificabile, e lo stesso Galileo Galilei ci aveva insegnato che senza la verifica sperimentale una teoria non sta più in piedi. Cioè non si può spiegare più tutto quello che è accaduto nell'universo vivente con la selezione naturale. La selezione naturale non spiega la complessità della vita, ma non perché è intervenuto Dio o chi per lui per creare alcune specie come l'uomo. No, non è per questo, non è la classica battuta bigotta di una volta contro Darwin. Si va a dimostrare oramai che esiste un sistema
che non è più riducibile all'evoluzionismo e al concetto di evoluzione, che certo esiste anche, ma non è più decisivo, il concetto di evoluzione, pur valido ma non più decisivo per spiegare tutto quello che è realmente accaduto sulla faccia della Terra. Ecco, e quindi mi sembra molto importante questo manifesto di 1000 persone che voglio citare anche 2 ricercatori. Ecco Andrea, intanto ti segnalo che hai ancora 2 minuti. Sì, Achille Damasco, Alessandro Giuliani nel 2017 hanno ancora una volta dimostrato lo scetticismo verso la darwinolatria dominante, pubblicando un saggio che ha fatto sicuramente discutere. Oramai si discute, oramai nessuno è più disposto ad arroccarsi su posizioni pregresse, e ben venga la faccenda, ben venga la cosa. Bisogna finalmente avere il coraggio di cambiare, anche perché la prima rivoluzione che ha una vera ricaduta politica è la rivoluzione culturale, che va fatta a livello filosofico, storiografico, artistico e scientifico. Ecco perché parliamo di queste cose all'interno di questa trasmissione, deve essere ben chiaro. Un'ultima nota su la versione televisiva Rai del Nome della Rosa. Aspettiamo ancora il secondo e il terzo dei capitoli televisivi. L'impressione è che Turturro stia facendo miracoli, perché ha ribaltato l'ironia un po' troppo circostanziata e cerebrale di Sean Connery, che aveva dato nella versione di 35 anni fa del film. Naturalmente Sean Connery rimane per noi un must sul piano della difesa dell'identità scozzese, ma Turturro appare più moderno e più adeguato a una nuova visione. Questa è una prima battuta, poi la riprenderemo perché adesso lasciamo passare, sono 8 puntate in tutto, quindi bisogna avere un attimino di pazienza. Io vi ringrazio il regista Giulio Cesare, come al solito estremamente puntuale e arguto in ogni attenzione all'evoluzione della mia trasmissione. Ringrazio i pazienti che mi hanno ascoltato, vi rimando al podcast e al replay partendo da Radio Padania, dal sito di Radio Padania. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord.